Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Ciao ragazzi, oggi vi spiego come trovare il lavoro dei vostri sogni grazie all'AI in soli 5 passaggi. Sì, avete capito bene, fermatevi pure. In 5 passaggi, 5 idee veloci, senza nessuno sbattimento, nessuna crisi esistenziale. I grandi colossi dell'intelligenza artificiale hanno fatto passi da gigante. Infatti oggi con l'intelligenza artificiale possiamo fare qualunque cosa. Possiamo programmare un razzo che atterri da solo su Marte, oppure scrivere una canzone d'amore fra due frigoriferi, e da oggi anche trovare il lavoro dei vostri sogni. Per cui se anche voi siete stanche di scrollare inutilmente su offerte di lavoro, venite e trovate il lavoro dei vostri sogni grazie all'AI. Seguite il video, seguite il canale e sigla! Se c'è una cosa che detesto è quanta gioia hanno gli YouTuber. Ecco, proprio non li sopporto. Di prima mattina poi fastidiosissimi. Però io lo vedo già, questo. Stavo cercando un tutorial su come rifare il mio curriculum vitae e mi viene fuori questo. Camicia bianca, tazza con scritto CEO of myself, luci da studio dentistico, e io già lo odio. È un idiota, cioè è evidentemente un idiota, però resto lì, ormai mi ha preso, dai. Dimmi sti 5 passaggi. Step 1. Accetta di essere perso. Non è un fallimento, è un punto di partenza. Nessuno trova la strada se non ammette di non averne una. Vabbè, fatto. Step 2. Chiedi aiuto e fallo nel modo più intelligente. Chiedi all'AI. 2 minuti per dire sta cosa che avevo già capito dal titolo. Andiamo avanti. Step 3. Cerca di capire chi sei. Raccontati, scrivi che cosa ami fare, che cosa ti annoia a morte. L'AI non fa magie, ma con dei dati reali ti restituisce delle direzioni credibili. Chiudo il video, perché non si può. L'ultima volta che mi hanno chiesto di capire chi sono ero alle medie. Orientamento. Classico foglio con le crocette, domande del tipo: ti piace lavorare in gruppo? Ti emozioni davanti a un tramonto? E io che a ogni domanda rispondevo: dipende. E loro: non vale, non vale, no. Devi prendere una decisione. Che cosa risponderai fra qualche mese quando dovrai scegliere la scuola superiore? Dipende? Sì. No! Dipende non si può dire. Ripetiamoli insieme. Dipende non si può dire. Con il dipende non si prendono decisioni. Secondo voi hanno risposto dipende i 1000 che sono partiti insieme a Garibaldi per riunificare l'Italia? Ripetiamo insieme, secondo voi hanno risposto dipende i 1000 che sono partiti insieme a Garibaldi per riunificare l'Italia? No! Hanno detto sì, sì o no, sì o no, sì o no. Il classico orientamento di noi Gen Z. Che qualcuno pensa che sia meglio del più tradizionale orientamento fai quello che ti dicono i tuoi genitori. Ma almeno lì ti potevi lamentare. La scelta non era la tua. Non avevi responsabilità. Mi ci hanno costretto. Sai, mio padre fa l'avvocato, per cui come ti invidio. Avrei sempre voluto fare filosofia, ma mi è toccato fare il medico. Mi è toccato fare il medico. Troppo comodo così.
Non ti assumi nemmeno il rischio di prendere una decisione, di provare a capire quello che vuoi fare veramente. Provateci voi a stare sul precipizio, tra le aspettative degli altri, che non è vero che non ci sono le aspettative degli altri, e la confusione che hai dentro. E su questo precipizio ti chiedono di fare un passo, una scelta. A noi nati dopo gli anni 90 ci hanno dato questa grande opportunità di fare una scelta senza però darci gli strumenti per farla. E così il mio orientamento si è ridotto a quelle 4-5 criteri che conoscevo, dove vanno i miei amici, che non ci sia troppa matematica, che non sia troppo distante da casa perché la mattina faccio fatica a svegliarmi. E poi, selezionate 4-5 scuole, restava il grande criterio, quello senza il quale non avrei potuto prendere una decisione per il mio futuro, la domanda definitiva. Sì, ma in questa scuola c'è il bar? No, perché senza bar io non mi muovo. E quindi via verso una scuola con il bar, e tra una pizzetta e un cappuccino siamo arrivati alla maturità e adesso non sappiamo che fare. Siamo una generazione di disorientati. Ci troviamo al bar a parlarne e nessuno sa cosa fare. Credo che sarei molto più contento ad essere l'unico a non sapere cosa fare, almeno potrei chiedere a qualcuno che lo sa. Come hai fatto te? O copiare, mamma mia, è una vita che copio, sono il massimo esperto di copiatura, a bigliettino, senza bigliettino, a sussurro, con i gesti, a scomparto dentro l'astuccio nel dizionario, nella suola delle scarpe, col cellulare, con le cuffiette. Se c'è la verifica di storia so esattamente da chi copiare, ma adesso non c'è nessuno di pronto per questa verifica. Non Alfier, nemmeno Furlan, neanche Rinaldi, che in 5 anni non ha preso un'insufficienza, sa che fare. Abbozza, sì, tutti abbozziamo. Ci ritroviamo a parlarne al bar, soli. Ci hanno lasciati soli. E quando sei solo cosa fai? Parli con ChatGPT. Chat, mi diresti che cosa significa orientamento? Orientamento, l'azione, il fatto e il modo di orientare, cioè di stabilire la posizione rispetto ai punti cardinali, la capacità di riconoscere il luogo in cui ci si trova e la direzione che si sta seguendo. Stabilire la posizione, riconoscere il luogo in cui ci si trova, stabilire la direzione che si sta seguendo. Allora io me lo immagino così, l'orientatore, una specie di sciamano, di indigeno, vestito di pelle, fogliame, che viene in tuo soccorso quando sei perso nella giungla, osserva le tracce, la vegetazione intorno a te, sente l'umidità della terra e ti dice dove sei, dove sono. Chat, sai dirmi dove sono? No. Non ho modo di sapere dove ti trovi fisicamente o di vedere la tua posizione. Non ho accesso in tempo reale alla tua posizione geografica o a dati personali. Va bene, senti, ho capito. Chat, mi serve un indigeno, un orientatore. Dove posso trovarlo? Vuoi che ti suggerisca centri per l'impiego o enti di formazione accreditati che offrono servizi di colloquio e orientamento nella tua zona? Sì. Chat mi dà le informazioni. Prenoto un colloquio. Entro, stanza piccola, sedia di plastica. Una donna giovane mi chiede: che cosa ci fai qua? Non lo so, basta che non mi chiedi che cosa voglio fare nella vita. D'accordo, non te lo chiederò, ti chiedo che cosa vuoi fare domani mattina. Domani mattina? Non lo so, signora indigena, no. Sono disorientato io, non... Dipende. Mi è scappato. Mi è scappato il dipende, lo sapevo. L'unica cosa che ho imparato all'orientamento delle medie: dipende non si può dire, dipende non si può dire. Oh, mi è scappato, cosa devo fare? Mi preparo. Mani giunte, capo chino, a prendermi il mio rimprovero. Non succede niente. Quella sta ferma, non si agita. Oh! Sorride. Sorride e dice: perfetto, perfetto. Sì. Perfetto. Cominciamo da qui.
No, porto io. Bene, buongiorno a tutti e esploriamo un po' questo concetto, se possiamo veramente parlare di intelligenza artificiale. Partiamo però da qualche numero, quindi 41,8% è la percentuale dei ragazzi che utilizzano l'intelligenza artificiale per cercare conforto. Ma la percentuale si alza al 42% quando consideriamo ragazzi che utilizzano questo strumento per chiedere consigli su scelte importanti, su sentimenti, sulla scuola, sul lavoro. Quindi partiamo dal monologo che abbiamo appena ascoltato. È stato veramente tratto da una storia vera, è stata l'ispirazione appunto per questo intervento. Quest'estate ho incontrato una ragazza in dispersione scolastica che voleva riprendere in mano la sua vita. Quindi cosa è successo? Lei non ha terminato il secondo anno di scuola secondaria di secondo grado e quindi ha passato qualche anno appunto in balia, diciamo, della vita. Quindi una volta decisa di riprendere in mano la situazione, descrive la situazione a ChatGPT. Le viene consigliato di iscriversi alle scuole serali o a un centro per l'istruzione degli adulti e le vengono forniti dei contatti di alcuni uffici territoriali, quindi insomma un approccio molto pratico. Quindi questa ragazza utilizza le informazioni che ha ricevuto e dopo diverse mail arriva a noi. Al servizio orientamento di ENAIP stavamo erogando dei colloqui di orientamento individuali presso appunto una delle sedi del CPA. Quindi questa ragazza arriva da noi e durante un colloquio diciamo che abbiamo alcuni capisaldi, alcuni temi che seguiamo. Indaghiamo la biografia scolastica, indaghiamo gli interessi, le passioni, le attitudini, cerchiamo di capire quali sono le competenze, anche perché appunto abbiamo una ragazza maggiorenne, quindi insomma abbastanza grande, indaghiamo anche le idee riguardanti il suo futuro. Quindi questo diciamo che è il contenuto standard di un colloquio di orientamento, ma che cos'è che fa la differenza? La differenza è esserci, essere con la persona che è con noi, quindi sentire, osservare, percepire la sua energia, quello che ci porta, capire un po' quali sono le sfumature che caratterizzano la persona con cui stiamo parlando. Cosa succede? Da quello che viene riportato dalla ragazza emerge alla fine una situazione molto più complessa. Arrivati, come dire, al colloquio si iniziano a fare delle domande molto semplici e quando si inizia a parlare di scuola lei diventa silenziosa. Io che stavo prendendo qualche appunto mi rendo conto appunto che le risposte non arrivavano e mi giro e la vedo che guardava da un'altra parte e che cerca di trattenere il pianto. Capisco quindi che è necessario scavare e andare un po' più a fondo in questa situazione. Si sente accolta e alla fine si lascia andare ad un pianto liberatorio e si apre veramente il vaso di Pandora dove emerge appunto un percorso scolastico molto complesso, una situazione familiare difficile, un argomento anche abbastanza serio perché insomma ci sono dei documenti da rinnovare, quindi insomma voi capite, forse riprendere gli studi e il diploma non era esattamente il punto di partenza. E emerge anche un grande tema che è la solitudine. Questa ragazza non ha amici, non ha punti di riferimento ed è per questo che lei si ritrova a chiedere informazioni all'intelligenza artificiale, tra cui anche questo che insomma è direi un argomento molto importante. Mi soffermo su questa parola, su solitudine. Questa ragazza mi racconta che lei chiede molto molto spesso consiglio a ChatGPT per moltissime questioni, più o meno personali. E quindi qui ritorniamo alle statistiche che abbiamo visto all'inizio. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo ridefinito le priorità, ma non solo questo. Quindi riprendere la frequenza a scuola, ottenere il diploma, non era il vero punto di partenza, diventa piuttosto un punto di arrivo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo ipotizzato insieme
un percorso futuro partendo dalla situazione attuale e cercando di capire quali sono, come dire, i vari passaggi da fare. Ecco. Quindi questa è sicuramente una parte molto importante perché porta chiarezza in una situazione, ma io direi che la parte fondamentale è stata la presa in carico del vissuto emotivo di questa ragazza. Quindi quando parliamo di colloqui di orientamento parliamo veramente di interventi su misura. In base alla situazione che ci arriva noi, come dire, cerchiamo di adattare il più possibile sì, insomma, l'intervento, cosa si può fare, i ragionamenti al riguardo. Quindi questo è un concetto a cui tengo molto. Per riprendere in mano la propria vita però non è che basta solamente un pensiero già tracciato, devi fare questo, dopo quest'altro, come dire, serve il coraggio di agire, di cominciare, bisogna essere consapevoli anche delle proprie capacità e credere in esse. La ragazza che ho incontrato era una ragazza veramente brillante, che aveva tantissime capacità. Lei ha imparato da sola a fare delle illustrazioni usando solamente il telefono, perché non aveva un computer e nemmeno un tablet, quindi insomma aveva anche pochi strumenti, ma non era consapevole di questo, non era consapevole del fatto che lei in un futuro avrebbe potuto utilizzare questa sua capacità. Quindi in questo percorso diventa davvero fondamentale avere delle figure di riferimento per avere un confronto, per avere supporto e per avere aiuto. Ed è qui che entra in campo il professionista dei dipende. Quindi alcuni aspetti possono essere portati alla consapevolezza solamente grazie al dialogo, in questo caso con un professionista che sa cogliere gli elementi salienti, riesce a percepire le frasi che accendono degli aspetti da indagare secondo i significati, gesti, modi di raccontare. Però non è possibile delegare questi aspetti a una macchina, perché parliamo di sensibilità e la sensibilità è un aspetto prettamente dell'essere umano. Quindi risolvere. Può veramente uno strumento di analisi statistica risolvere una questione di carattere emotivo-relazionale? Lascio la parola al collega. Luca. Prova. Ok. La risposta che ci siamo dati è no. Ad oggi l'intelligenza artificiale non può ancora risolverci questi aspetti emotivi relazionali. Probabilmente ci arriverà, probabilmente ci surclasserà, ma ad oggi non siamo ancora, per fortuna o purtroppo, arrivati a quel punto. E quindi la domanda che ci siamo posti, in una su spunto e stimolo della storia vera, è: ma si può veramente accostare al termine digitale l'epiteto intelligenza? Perché l'IA ad oggi fa calcoli, statistiche, calcola partner, correlazioni, raccoglie molte informazioni, riesce a correlarle, riesce a darmi delle analisi molto anche complesse che mi risolvono dei problemi e mi facilitano l'accesso. Riesco ad avere molte più informazioni, ma tutto l'aspetto dell'intelligenza umana, compresa di emozioni, intuizioni, vissuto, il saper cogliere il significato dei silenzi e delle sfumature della faccia, delle espressioni, delle emozioni, la ragazza che stava quasi per piangere, e i dubbi e le domande, e anche tutti i dipende, l'analisi di tutti i dipende, a cui ChatGPT, a cui l'intelligenza artificiale poi fa fatica a rispondere, perché diventano veramente tante domande che ti pone, e che anche l'individuo dice sì, ma dipende, io mi trovo bene a lavorare in gruppo, ma dipende se sono con persone che collaborano, con persone che lavorano insieme a me o che sono positive. Quindi noi come servizio di orientamento di ENAIP, un po' anche ancora controrotta verso altri competitor che sappiamo che stanno già lavorando molto con servizi di orientamento basati molto anche sull'intelligenza artificiale e sull'IA, stiamo ancora favorendo il dialogo, l'accompagnamento, la comprensione e lo spazio dell'orientatore insieme all'orientato, insieme al ragazzo, ai ragazzi, agli adulti che incontriamo, perché crediamo ancora nel ruolo fondamentale dell'intelligenza umana prima che dell'intelligenza artificiale. E quindi, come
ENAIP Servizio di Orientamento manteniamo ancora la persona al centro e con 4 grandi domande e obiettivi che ci poniamo sempre. Il primo è di lasciare spazio al cosa ti piace, ma non solo al momento dell'orientamento della terza media. Leggendo il testo di Nene a me ha molto colpito quando dice l'ultima volta che me l'hanno chiesto è stato in terza media, ma la vera domanda che mi è venuta è: ma quando è che ce l'hanno chiesto la prima volta? Cosa ti piace fare? Perché forse già alle elementari, ma molto raramente, vai a fare questo, fai questo, c'è questo da fare, perché bisogna arrivare in un determinato punto, devi diventare più bravo, devi prendere il diploma, eccetera. Quindi quando ci chiedono poi veramente cosa ti piace e ce lo chiedono veramente, no, il nostro servizio poi prevede di accompagnare e mettersi accanto alle persone, non di essere dei momenti velocissimi di passaggio che ti danno delle informazioni e basta. Valutiamo e valorizziamo i dipendi, quindi le individualità, le personalità, e soprattutto rivalutiamo e accompagniamo nell'analisi degli ostacoli. Perché gli ostacoli? Perché l'ostacolo varia e diventa ostacolo o diventa opportunità in base a come noi lo interpretiamo, al valore che gli diamo. L'ostacolo non è una cosa oggettiva, un ostacolo di per sé. È un ostacolo nel momento in cui viene percepito come tale da un individuo, da una persona, e quello che può essere un ostacolo per me può essere non per un altro. E quindi la grande variante è sempre viverlo come un'opportunità e a dare anche un significato all'ostacolo. E quindi grazie anche all'orientatore e al mettere al centro la persona noi possiamo fare questo, cosa che difficilmente ancora un'intelligenza artificiale riesce a fare. E quindi in questa prima parte noi vogliamo un po' mostrare anche il nostro grande lavoro sul mettere al centro appunto la persona, che in questo momento si divide in 2 grandi parti, che una è il mentoring, che ha un grande focus sui contenuti, le conseguenze, le tematiche, e prevede un percorso di accompagnamento lungo nel tempo, di incontri che sono anche sul concreto, sull'agire e sul fare, quindi un accompagnamento dilatato sul tempo, che non ha fretta di raggiungere l'obiettivo qui ed ora, ma ha l'obiettivo di arrivarci insieme, anzi di accompagnarci insieme in questo viaggio di scoperta. E invece anche attività, scusate ho sbagliato, di mentoring appunto più veloci, dove c'è una relazione un po' più asimmetrica e un po' più di valutazione del contenuto ed esposizione dei contenuti. Ma non demonizziamo sicuramente l'IA, non siamo fuori dal tempo, il servizio di orientamento di ENAIP non vuole demonizzare, non vuole dire che l'IA è brutta e cattiva, ma crediamo che vada educata, perché dà sicuramente accesso rapido alle informazioni, aiuta con le simulazioni di carriera, siamo andati anche ad altre fiere, abbiamo visto simulazioni sulla saldatura bellissime, realistiche, e ci aiuta sicuramente in un'analisi comparata e a raggiungere tantissimi dati in poco tempo che una persona umana da sola ci impiegherebbe molto tempo. Ma l'altra grande domanda che io mi sono posto, sempre sulla spinta di Nene, è il nostro paradosso del tempo. Perché anche io mi sono messo in prima persona, quante volte cerchiamo un'informazione su internet, su YouTube, cerchiamo un video tutorial, a me succede spesso, soprattutto per sgravi fiscali e cose da commercialista di cui non me ne intendo minimamente, e dei video su YouTube possono aiutarmi. Ma quante volte poi io accelero o noi acceleriamo quel video al per 2, saltiamo delle parti, vorremmo che finisse presto perché dai, questa cosa io già la so. Dai, un po' più veloce che ho capito. Ecco, siamo entrati anche noi in questo vortice di velocità che non ci permette di cogliere i passaggi e che non ci mette di cogliere tutti gli step necessari per apprendere, per imparare e per migliorare. Perché la competenza richiede pratica, quindi richiede tempo, esperienza, la relazione richiede ascolto e presenza, e anche la comprensione poi dell'altro richiede presenza. Non basta semplicemente andare dal punto A al punto B, ma dipende appunto tutto il processo, e noi in ENAIP come servizio di orientamento ci crediamo ed è un po' il nostro caposaldo. L'importante quindi è anche dare un po' un resoconto e restituire un resoconto del vissuto della persona per dare valore agli ostacoli incontrati e renderli opportunità e non ostacoli, dare valore alle esperienze e agli errori, e quindi ogni
passo fatto anche in una strada sbagliata è comunque un passo verso la crescita, accompagnando quindi le scelte e mostrando le possibili direzioni. L'altra grande domanda, il punto in cui siamo giunti io, Nura e Nenea durante questa piccola ricerca è: bene, tutto il tempo che abbiamo risparmiato che ci permette di fare molte più ricerche, ma anche nelle aziende, no? L'IA ci permette di lavorare molto più velocemente, risparmiare tempo e aumentare la produttività, ma poi questo senso alla produttività, il tempo risparmiato, lo sappiamo reinvestire per dare valore e senso a quel lavoro? Io mi immagino anche un'azienda molto concreta, come un'azienda di programmazione che è molto facilmente sostituibile dall'IA. Ma questo aumento di produttività poi è supportato da un pensiero ideologico dietro a uno sviluppo di tante altre tematiche che possono essere sviluppate grazie a questo risparmio di tempo? La nostra domanda è, non ci abbiamo la risposta, però sicuramente come orientatori noi questo tempo risparmiato dall'IA che ci permette di valorizzare la ricerca e risparmiamo sulla fruizione dei contenuti, delle scuole, del tempo eccetera, lo vogliamo reinvestire sicuramente nell'essere umano. Vi racconto una storia. Ecco, anche per chi vuole, per chi sta passando, vi racconto una storia, una bella storia, dura poco, 5 minuti, poi vi lascio andare. C'è un uomo anziano, uno di quelli che hanno le mani rovinate dal lavoro. Vive in una casa piccola, una sola stanza, monolocale si direbbe oggi. Lì c'è il letto, lì il tavolo, una finestrella da cui vedere il cortile. Trovare casa in città al giorno d'oggi non è impresa facile, vive solo. La pensione per molti è una gran solitudine, specie per chi come lui non ha figli. Un giorno, per non pensarci, per non sentire il rumore del silenzio, prende un pezzo di legno. Ha sempre intagliato fin da ragazzo. Prende morsa, sgorbie, scalpello e prende a scavare nel legno. Aia! Aia! Aia, così mi fai male! È il legno a parlare. L'uomo riprende il suo lavoro, scava, scalpella e quello grida, si lamenta e appena fatte le gambe si dimena, si libera dalla morsa e via, è già fuori dalla porta. Geppetto gli corre dietro, inciampa, lo afferra e finisce più in fretta che può quel burattino di legno che chiamerà Pinocchio. La conosciamo tutti la storia di Pinocchio, eh? Qualcosa ce lo ricordiamo, la storia del naso, le bugie. Ma Pinocchio non è solo una storia di bugie, è una storia che ci parla dell'errore. Per esempio, Geppetto, buon padre, dà a Pinocchio in mano l'abbecedario. Si è venduto la giacca, buonanima, per mandare a scuola quel disgraziato. Geppetto sa di cosa ha bisogno Pinocchio per crescere. E lo manda a scuola, attenzione, lo manda. Non come certi genitori di oggi che accompagnano il tatone a scuola fino a 19 anni. I ragazzi, già i bambini, fin da piccoli, devono iniziare a camminare con le loro gambe, metaforicamente e fisicamente. Ma su questo poi ci torniamo. Pinocchio esce e a scuola non ci arriverà mai. Perché? Perché lungo la strada sente una musica, un organetto. Spettacolo! Spettacolo! Venite gente, venite a vedere lo spettacolo dei burattini! Un teatro di burattini. Oggi quello che è uno dei bar in cui si brucia, si marina, si fa sega. Ora alza la mano chi non ha mai bruciato un giorno di scuola. Alza la mano chi non ha mai saltato una mattina di scuola.
Ok, allora siamo fra amici. Siamo fra amici e potete capire perché Pinocchio lascia la strada tracciata dal padre e prende una nuova direzione. Qualcuno direbbe fa un terribile errore, il primo di una lunga serie. Eccoli lì, fuori dal bar, il gatto, ecco la volpe. Due che sono bravissimi a spiegarti come sbagliare meglio. Tu prendi il denaro, scavi una buca, lo pianti e lì cresce l'albero del denaro. È una truffa? Sì, ma è anche una storia bellissima e Pinocchio alle storie ci crede e fa quello che farebbe un qualunque ragazzino davanti a delle promesse di successo facile. Ci prova, si fida. Si lancia, scava una buca e ci mette dentro tutto quello che ha, rischia tutto. Qualcuno si ricorda cosa succede a Pinocchio adesso? Va male, va malissimo. Chi lo sa? Che succede? No, Mangiafuoco è dopo. Cosa succede a Pinocchio? Appena piantato i denari nel campo. Incontra il grillo no, prima. Pinocchio viene impiccato a un albero. Sta parte così cruenta non me la ricordavo, la Disney deve averla censurata. Ci sono errori che fanno male sul serio. E a questo punto della storia, se non c'è qualcuno che crede in te, che da quell'albero ti tira giù, tu su quell'albero ci resti. Perché hai provato a seguire un sogno, una bella storia, perché ti sei fidato delle persone sbagliate. Pinocchio continua a camminare e a errare rovinosamente. Lucignolo, il paese dei balocchi, i social, il web, i videogiochi, nessun limite, nessuna regola, nessuna responsabilità. Ci andremmo tutti quanti molto volentieri, ci andiamo un po' tutti quanti ogni giorno perché l'idea di restare bambini per sempre è un fascino senza tempo. E non è solo dei ragazzini, badate, guardate cosa fanno certi adulti di oggi che di crescere non hanno nessuna intenzione, infatti si trovano delle volte con delle orecchie d'asino a fare i conti con le conseguenze di scelte facili, di scorciatoie, di strade sbagliate. Ora, fin qua, se volessimo fermare qui la storia, potremmo dire è un disastro. Questo qui ha sbagliato tutte le scelte importanti. Eh sì, perché a noi ce l'hanno insegnato così l'errore a scuola. Compito in classe, penna rossa, crocette sbagliate, ti sottolineano quello che non funziona. Nessuno che ti fa vedere quanta strada hai fatto da dove sei partito. A casa non deludermi. A scuola attento che ti bocciamo, sul lavoro qui non c'è spazio per gli errori. Frasi dilanianti dette con una leggerezza disarmante. Qui non c'è spazio per gli errori, significa qui non c'è spazio per crescere, per cambiare, per trovare nuove strade. Errare in latino significa sì sbagliare, ma vuol dire anche vagare, andare in giro, camminare. E qui gli antichi ci danno un grande avvertimento. Stai attento. Se hai il coraggio di metterti in cammino, di fidarti, di prendere una decisione, sta sicuro che qualcosa la sbagli. E infatti Pinocchio continua a camminare e a errare, finisce in mare, nella pancia del pescecane. È dentro al suo errore, nel ventre delle sue scelte sbagliate, dentro fino in fondo. E lì, nel punto più basso, sente una voce. Pinocchio! Pinocchio! È Geppetto, quello dell'abbecedario. Geppetto a cui aveva disobbedito, che aveva tradito, abbandonato, eppure è lì. Badate bene, ora succede una cosa piccola, ma decisiva. Pinocchio inizia a pensare a come uscire da lì loro due.
Fino a poco prima i verbi erano tutti al singolare: io che sbaglio, io che mi fido delle persone sbagliate, io che penso solo a divertirmi. Adesso c'è un noi. E allora la storia cambia. Il viaggio riparte, c'è un ragazzo di legno che impara a usare la testa non per scappare dai suoi errori, ma per attraversarli. Si mettono in cammino insieme, prima escono dal pescecane, poi sul mare, sulla terra. È faticoso, è lungo, è scomodo, non c'è nessuna scorciatoia, non c'è il gatto, la volpe, niente paese dei balocchi, solo la strada. Si mette a lavorare, fa il garzone, sposta sacchi, fa fatica. E mentre tira le corde, sposta sacchi, impara a misurare la sua forza. E le cose piano piano cambiano, la casa si sistema, la tavola si apparecchia, Geppetto ha un nuovo cappotto. Pinocchio torna a scuola, ora sa perché va a scuola, non è riempirsi la testa di risposte giuste, ma imparare a farsi le domande che servono. Le gambe di Pinocchio, dopo tanta strada e tanti errori, si fanno di carne e lui diventa un bambino vero. È cresciuto, è cambiato grazie ai suoi sbagli. Ve l'ho detto che era una bella storia. Vi dico solo due cose su questa storia. Ci sono errori che ti fanno perdere qualcosa e c'è poco da fare, i romantici fanno male, punto. Ma ci sono degli errori che ti portano in luoghi della mappa che non avevi immaginato, non avevi tracciato. Un teatro invece che la scuola, un lavoro che non pensavi, un incontro inaspettato. Pinocchio non diventa umano quando smette di sbagliare. Pinocchio diventa umano quando smette di scappare dai propri errori, quando li riconosce, ci rientra dentro, ci mette dentro le mani e cerca di ricavarne qualcosa di buono, un lavoro, una relazione, una casa. Allora è vero che se nel verbo errare c'è un avvertimento: occhio che se ti metti in viaggio sbaglierai, ma allo stesso tempo contiene anche un'opportunità. Se ti metti in viaggio, se sbagli, ti si aprono nuove strade. E allora a questo punto la cosa migliore che possiamo augurarci non è di non sbagliare nella scelta di una scuola, di un percorso universitario, di un lavoro. Possiamo augurarci di avere il coraggio di metterci in cammino. Come direbbero i latini, il coraggio di errare. Grazie. Grazie a Nene, educatore e scrittore teatrale che ha composto questi brani per noi, che siamo Luca Zanella del servizio orientamento di ENAIP Veneto e Nura Ferraretto. E oggi che siamo nel luogo ideale per parlare di sbagli ed errori, e nel senso che siamo tutti, o siete tutti qua, insomma, per cercare di fare la scelta migliore, la scelta più giusta, accompagnare i vostri figli, i vostri amici, i vostri parenti, chiunque sia, a fare la scelta giusta, a scegliere il posto giusto, la carriera giusta. Oggi invece continuiamo a parlare comunque di errori, perché sono una parte fondamentale della crescita e perché forse noi come adulti dobbiamo un po' ricominciare a dare valore all'errore e a non cercare di evitarlo per diventare più umani. Ok. Vabbè. Prendiamo quindi la storia di Pinocchio come la metafora appunto della crescita, come ha fatto vedere Nene, che parte da un viaggio da solo, fatto dalle gambe del padre che ha dato forma a questi pezzi di legno e che inizia a crescere e prova camminando, cadendo nella tentazione del facile successo, delle promesse di questa società, no? Che piantando 2 monetine per terra può crescere un albero di soldi. Ma l'importante di tutta questa storia, e che Nene ci ha riportato molto bene, facendoci penso anche un po' tutti
immedesimare in queste scene è l'amore di Geppetto e il suo ruolo fondamentale nella crescita e nell'accoglienza e nell'accogliere Pinocchio poi dopo tutti i suoi errori. Pinocchio ha la fortuna infatti di venire in un contesto in cui è desiderato, è voluto e dove è accettato. È compreso nei suoi sbagli e nei suoi errori e nonostante Pinocchio continui ad allontanarsi, che può essere la scena che vediamo tutti i giorni con i nostri preadolescenti, con gli adolescenti, il padre è là, nonostante sia distante, nonostante ne perda le tracce per un diverso tempo e nonostante sia costretto magari a vendere i suoi averi per continuare a permettergli di provare, di rischiare, di crescere. E questa è la premessa fondamentale per il riscatto poi finale di Pinocchio e per poter diventare poi un bambino vero. Geppetto, infatti, nella prima parte è il genitore che modella, dà forma alle gambe, ma le gambe appunto come risorsa, strumento, opportunità che può gestire, nutrire, ma del quale non può avere nessun tipo di controllo nel percorso che poi quelle gambe faranno e anche non si potrà mai sostituire nell'evitare che Pinocchio possa commettere degli errori. Geppetto, per quanto bravo, per quanto umano, per quanto amorevole, come può essere un genitore qualsiasi, o come ci sono dei genitori, per fortuna, non potrà mai sostituirsi a Pinocchio. E questo noi nel nostro servizio di orientamento lo vediamo molto spesso, che i genitori, ma anche a volte forse anche i docenti, tendono a volersi sostituire, a non far fare errori ai propri alunni, ai propri figli, pensando che sia la strada più facile e migliore, no? Proponendo magari anche proposte che hanno funzionato per sé. E quindi cerchiamo di motivare dicendo frasi come non deludermi, qui non c'è spazio per gli sbagli, per gli errori, che poi ci riportiamo anche nel mondo del lavoro, come se nel mondo del lavoro nessuno sbagliasse mai o non fosse concesso l'errore, fosse un punto di non ritorno impossibile. Ecco, ovvio che poi ci sono errori, però l'errore è umano. Ma il punto è se lo usiamo e le vediamo come muri, oppure come opportunità per tornare indietro, per rifare un pezzo di strada, per fare una nuova strada, per intraprendere o per risignificare la strada. È l'ingrediente sbagliare, l'ingrediente essenziale per essere se stessi. Se non sbaglio non capisco cosa fa per me e cosa non fa per me. Se non provo non posso scoprire la mia strada. Ecco quindi che l'orientamento non è scegliere subito la destinazione di fretta, come abbiamo detto prima. L'IA è un facilitatore, ma non mi permette di saltare tutti i passaggi che mi fanno arrivare da un punto A a un punto B, perché c'è un tempo, c'è una strada, c'è una rielaborazione. Bisogna imparare a muoversi, a capirsi, a rileggere gli errori e a sbagliare. Crescere poi significa anche dare significato agli errori, non evitando, ma dando un significato ad essi e dandogli un valore. E fondamentale è poi avere un porto sicuro dove sapere di poter tornare. Ecco, essere adulti di riferimento, essere orientatori per noi di ENAIP, essere insegnanti, sempre per noi anche di ENAIP, è essere dei porti sicuri, permettere ai nostri ragazzi di poter sbagliare, ma di essere dei punti di riferimento e delle linee guida, dei capisaldi pronti a riaccoglierli, a rincoraggiarli, a rincuorarli e essere fiduciosi nel loro processo di crescita. L'errore si può accettare ed è generativo se per i figli siamo un porto sicuro dove poter tornare quando sono con la coda fra le gambe, quando capiscono che hanno fatto l'errore, non sanno come uscirne da soli, giustamente anche perché hanno bisogno di adulti di riferimento, e sanno che saranno accolti e nuovamente amati. Mentre l'errore può essere generativo da parte dei genitori, se il genitore può tornare ad accogliere il figlio che ha sbagliato ammettendo l'errore e continua appunto ad amarlo. Il percorso per diventare poi bambini veri, per diventare noi adulti, per diventare dei professionisti migliori, richiede il coraggio appunto di sbagliare, saper sbagliare e riconoscere gli errori. Fondamentale poi sempre noi come ruolo sia di orientatori ma di genitori, di insegnanti, è che il coraggio venga trasmesso, sia attraverso il nostro atteggiamento di supporto e
e di fiducia verso l'errore del ragazzo, della ragazza, di chi appunto seguiamo come percorso di orientamento. E supportare significa anche far sì che quei mostri degli errori, quella paura della penna rossa, dell'errore se te dentro all'angolo, del giudizio negativo, non diventano dei mostri incontrollabili che si nutrono dentro di noi poi e ci blocchino e ci limitano durante tutte le azioni future. E quindi lascio la parola a Nura. Allora, orientarsi nella selva delle scelte. Abbiamo toccato il tema del percorso, dell'errare come duplice significato, vagare e sbagliare. Pinocchio perde la strada per poi ritrovarla. E c'è qualcun altro nella storia della letteratura che studiamo a scuola che si è perso, che ha perso la retta via, ed era Dante. E con Dante si parla di selva, quindi una parola che richiama un contesto che fa paura, dove ci sentiamo insicuri. E cosa può essere? Potrebbe essere anche il paese dei balocchi, apparentemente molto bello, ma a che cosa mi porta? Dove mi porta questo luogo? Potrebbe essere anche la compagnia, l'accompagnarsi a persone sbagliate, e quindi voglio farvi fare un salto. Quindi passiamo dalla selva al bosco. Dalla parola bosco ci richiama un'altra immagine: verde, pace, silenzio. Ogni tanto, insomma, una passeggiata nel bosco ce la facciamo ed è sempre rigenerante. Quindi voglio portarvi questa immagine legandomi appunto all'importanza del contesto in cui noi tutti siamo inseriti, ma dove sono inseriti anche appunto i ragazzi con cui lavoriamo ogni giorno. Bosco come porto sicuro, il bosco come una comunità interconnessa che sostiene e nutre l'individuo. Ma chi ci parla di questo concetto? Ce ne parla Stefano Mancuso, che è un famoso neurobiologo, e lui studia il mondo delle piante e ci dice: ma hanno qualcosa da insegnarci di molto importante. E racconta che il bosco ha un'organizzazione diffusa e decentralizzata, non c'è una gerarchia verticale come può esserci nella nostra società. Gli alberi, le piante hanno questa attitudine verso la capacità di proteggere e di promuovere la vita. E inoltre è un sistema fortemente interconnesso, dove c'è una comunicazione costante tra tutti quanti i diversi esemplari che appunto costituiscono il bosco. Infatti lui parla di nazione delle piante. C'è cooperazione, c'è sensibilità, sono esseri estremamente sensibili, e nel momento in cui uno di loro rileva un segnale che può essere di pericolo, lo comunica immediatamente a tutto quanto il resto della popolazione e invia dei segnali chimici volatili che possono arrivare anche a chilometri di distanza. Quindi anche l'albero un po' più isolato può ricevere appunto questo messaggio. Quindi mi piace vedere il bosco come metafora della comunità educante, questa rete che è invisibile, che non si vede, ma è efficace ed è una rete che sostiene tutti, è una rete che non ha buchi e non lascia nessuno indietro. E mi piace vedere anche i ragazzi come giovani alberi. Gli alberi giovani hanno il legno elastico, è malleabile, si piega, però poi ritorna. A volte succede però che quando si piega troppo diventi fragile, si può spezzare. Quindi in questo concetto appunto il benessere di uno è il benessere di tutti. La comunità educante per noi ha un grandissimo valore all'interno della società e riveste un ruolo fondamentale, è la rete di supporto che non può mancare. Quindi investire nella comunità educante vuol dire investire sui ragazzi e sul loro futuro. Come servizio orientamento di ENEP noi cerchiamo di offrire delle azioni di supporto concreto per promuovere questo senso di comunità.
quindi promuoviamo seminari su tematiche cardine, formazione per i docenti e workshop esperienziali. Quindi diciamo che il nostro obiettivo appunto è fornire strumenti per saper cogliere le necessità del contesto e affrontare queste sfide in sinergia. Grazie mille.